Arrivare a casa Zanotto e trovare un cioccolatino così buono, ci deve essere qualcosa sotto. O è l'Ave che mi vuole bene e mi ha preparato il cioccolatino, o sei tu che vuoi presentare questa giornata. Beh, io intanto saluto tutte le amiche e amici che ci seguono, augurando una buona giornata, un buon sabato, perché tu sai che bisogna dirlo a tutti che questa trasmissione ogni sabato va in onda. Sì. E quindi siamo in fase degli asparagi, è ancora il periodo di asparagi, e quindi io sarei... Ma scusa, io avevo il cioccolatino ancora in bocca, ma me li fai salutare anche a me? Ma io direi di sì. No, perché ragazzi, qui c'è da divertirsi. Io con Armando mi trovo molto molto bene perché riusciamo a rimbalzarci anche delle battute E trasmettere delle emozioni. e trasmettere delle emozioni. Sono contento di essere qui con voi e con Armando e oggi vi dico sarà una giornata straordinaria. Vai Armando. Ciao. Bene, bene, bene. Spero che state tutti bene, spero che l'appetito sia sempre un buon appetito, perché l'appetito viene mangiando, i dise. E sai cosa presentiamo oggi? Oppure vuoi presentare in anteprima quei show che fai tu? Le regole? Sì. Possiamo anche andare alle regole. Allora, va bene, va bene, va bene. Su Così che ti libro lascio... su che libro sono queste regole? Bah, io ho conosciuto un certo un Armando Zanotto che ha scritto 12 libri e questo è il 12°, lo vedete, questo è il 12° libro. Ma attenzione, all'interno non ci sono solo ricette, oltre alle riflessioni di nonna Di mamma Nella, Nella, che è la sua mamma, che lo bacchettava quando era bambino. certo. Ci sono delle regole ben precise per potersi comportare sia chi fa il cameriere, sia chi va a mangiare, sia chi poi Chi lavora in cucina. Allora, nelle altre trasmissioni abbiamo parlato delle prime 6 regole, delle 10 regole intelligenti per realizzare la cultura in cucina. Allora, ricordatevi, il libro va comprato perché potete anche scaricarlo forse sul web, ma non è bello tanto quanto aprire le pagine, guardare, scoprire. Certo. Questo è bello, è per quello che si comprano i libri. E allora passiamo alla 7ª regola, perché Sì. siamo arrivati alla 7ª regola. La 7ª regola dice questo: coinvolgi nel mondo della cucina intelligente, che oggi chiamiamo smart cooking, cucina sana, gustosa e veloce, anche le persone di una certa età con un'esperienza vissuta. Resterai stupito dai tanti preziosi consigli che sapranno offrirti. Certo. Molto molto interessante questo, Sì. vero? Certo, certo. E per questo tu ti esprimi ogni volta a dare dei suggerimenti, dei consigli che possono essere utili, come dicevi prima, per uno che vuole praticare cucina, che vuole praticare la sana, anche per un bar. Certo. Anche il modo di accogliere la gente. E qui hai la fortuna di svolgere la mansione nel migliore dei modi. Vuoi che leggiamo anche l'8º Dai, anche all'ottavo, dai. E dopo diamo una ricetta. punto Però. del regolamento? Sì, perché poi ne abbiamo 2 e li diciamo dopo. All'8º punto, all'8ª regola, Armando dice: recupera le piccole cose che tutti i giorni vuoi conservare. Ad esempio, quando pulisci il prezzemolo, peli le carote, pulisci le foglie di sedano. Quando peli gli asparagi, i gamberi
i gambi dei germogli di luppolo selvatico, i gambi dello strigolo, troverai tanti buoni ingredienti da utilizzare. In questo caso farei un buon brodo vegetale. Ah sì, che buono. Molto bello questo. Sì, interessante. Con il pane vecchio puoi creare delle fantastiche zuppe, delle polpette, dei cubetti di pane che tosterai e quant'altro. Con tutte le insalate e radicchio che rimangono puoi creare dei bei sfornati e poi, se ci metti il cuore, quante altre cose farai in amore. Certo. E adesso Che dire? andiamo a vedere i nostri amici che cosa Ah, certo. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia. Siamo tornati in diretta, abbiamo sentito i nostri amici, le manzane che presenta, oggi abbiamo qui una bottiglia di 2010. 2010 ha una caratteristica particolare che poi diremo. Poi c'è il nostro amico dei Bibanesi, Armando non Zanotto, No. Armando da Re, e poi abbiamo il nostro amico Giovanni dei Salumi, che come azienda è Prati di Meschio, molto bello. Ah sì? Sì, lui ha la capacità di fare dei salumi talmente buoni ed imitati, perché Massimo ha un 30 maiali da lavorare e perciò fa delle carni stupende, straordinarie. In più fa anche una birra che poi racconteremo proprio. in futuro, racconteremo quando presentiamo a tavola i suoi salumi più avanti. E quindi la vuoi presentare con la birra? Certo, li Bene, presentiamo bene. con la birra, mi devi tirar fuori qualcosa che vada sia, con la birra. che vada con la Un birra. abbinamento con la birra. Sì, Perfetto. anche perché Bene. è una birra a produzione limitata, non è di grandi numeri, però molto molto buona, Va molto bene. particolare. E adesso, Armando, mi devi presentare il primo piatto, c'è il piatto del giorno. Certo, quello di Piatto- questo sabato qui poi. Piatto di questo sabato, che Ah. sicuramente io so che sarà una novità, anche se è la 1000ª volta che lo fai, perché ogni volta tu crei qualcosa di interessante. Insomma, hai scoperto anche questo su Te la di me. cavi, te la cavi. Allora, mie care amiche e amici, eccomi qua che vi presento una ricetta semplice. Quello che ripeto ogni volta che facciamo questa trasmissione, che vado in cerca di farvi delle ricette A, che sia di basso costo, B, che si trovi tutti i prodotti del territorio. Scusa. È un controsenso quello che dici, Armando. Perché un cuoco di altissimo livello come te presentare delle ricette di basso costo sembra che tu sminuisca la tua. No. E invece spiegalo, sono di è basso sbagliato, costo caro per... Bruno, sbagliato. È qui la bravura di un bravo chef, Bravo. di avere il prodotto prima di prima qualità. E se tu hai un prodotto di prima qualità, non è detto che deve costare sempre cifre enormi. Bravo. Trovi prodotti di qualità perfetti che ti danno il massimo di espressione quando li lavori, di gusti e sapori, e poi riesci a fornire una ricetta a coloro che la fanno che è di basso costo, ma non è detto perché di basso costo non abbia un grande valore, anzi ha un pregio, un valore aggiunto, perché sono prodotti del nostro territorio e oggi quello che è bello, dare alle nostre amiche
e amici che praticano queste ricette il senso anche dell'economia. Io le vedo, sai, Ecco. lì c'è la Giorgia, l'Antonietta, la Maria, Ah. la Teresina che ti stanno applaudendo per quello E che quindi sta ricetta è semplice, una soppa di sparagi verdi e sparagi bianchi del simodolmo. Guarda, mie care amiche, è semplice, calcola se sei in 4 de Valtri, che vuole un 600-650 grammi di asparagi, quindi un 350-300 di un tipo e 350 di un altro. Questi che fai la solita preparazione, i peli tutti col pelapatate, tagliate una parte di finale dell'asparago e poi li tagliate in un senso verticale, tagliando sottile, che quindi spezzate la fibra dell'asparago, che non vi vengono i fieti del sparago che vi dà fastidio. E quindi si fa una base leggera di scalogno, se lo fa passare si aggiunge questi asparagi misti, verdi e bianchi, e si fa tostare un pochettino, non tanto. E quindi a questo punto li coprite con dell'acqua normale. E nel frattempo, a parte, avete cotto una patata, avete lissato una patata che viene aggiunta a questa soppa di sparagi verdi e bianchi. Portate a cottura, non tanto. per cui de pieve so io la sopra e la zuppa, Sì, perché pieve so io parla un'altra lingua. sì, è vero. E quindi la servite sopra che mettete sopra della pancetta croccante. Quindi tagliate tutti i piccoli pezzettini di pancetta e in una padella antiaderente mettete i pezzetti di pancetta da rosolare ambo le parti, bella croccante, prima di servite che metti sopra Pezzettini di e pancetta. tu quando mangi questa soppa è come un minestrone praticamente, no? Te lo mangi, ti senti proprio questi bei tocchi nervosi del sparago bianco e la delicatezza di quel verde che è più morbido, e poi ti capita in bocca un tocco croccante di questa pancetta che ti dà leggermente, delicatamente, sto fumegà dentro le tue papille gustative. E te bevi un bel bicchiere del 20-10 20-10 è accompagnato bianco, molto bene. assolutamente Quindi, bianco. piatto massimo 20 minuti è fatto. Queste le robe che dico che si fa. Quindi io direi che per questo sabato qua inviterei a provare questo piatto prima che Sparasi vada via e troviamo un altro anno. Sì. E quindi che resta da dire? Resta da dire che come ricetta indubbiamente è una ricetta anche semplice nella sua elaborazione, perché bisogna dire che comunque qualsiasi piatto, per quanto semplice sia, deve avere un'elaborazione che viene dal cuore, dall'anima, Sì. Dall'anima di chi Allora, lo realizza, e non ho dubbi che tu questo lo faccia. Bruno, abbi pazienza, Bruno. Ti sa che te lo dico sempre, quando tu fai una ricetta, che la ricetta sia banale, anche tu spaghetti aglio, olio e peperoncino, che uno mi insegna come fa, prossima volta che ho detto. Dica sempre la prossima volta. Sì, ma lo faremo, non vuoi, rispetto l'impegno che prendo. Allora, se tu la fai con il cuore, quando tu fai una ricetta, la fai col tuo cuore che ti esprima la forza, il piacere, l'attenzione, tu che la mangi, senti quella ricetta che hai fatto col cuore e senti la differenza di quello che non metti quell'amore dentro. Siccome che mi sono esagerato, quando che la fai col cuore, mi brucia lo stomaco. Per dire, no, perché a me piace Quindi che gustare resta? il cibo, mangiare, Sì. bisogna stare attenti, sai. Qui usi non te l'ho chiesto, usi dell'olio in Sì. questa ricetta. Olio, vedi qua non ha burro, appena un pochetto all'inizio di olio extravergine di oliva, miei cari signore e signori, neppure basà, Ecco. proprio vergine. Vergine, Ecco. totalmente Ma poco, vergine. ecco, per sta ricetta basta 2 cucciari di olio, pensati, ecco la leggerezza di questa ricetta, ecco perché
tutte queste ricette Perché noi altri l'olio qua nelle nostre colline ce l'abbiamo. sì, anche buon. Buonissimo, e ti dico che Prati di Meschio, il mio amico Giovanni, no? Il prossimo anno ci farà degustare anche l'olio. Bene, Ma, noi siamo molto ansiosi. Noi siamo, Sì. cosa dici adesso? Li salutiamo? No, dobbiamo saranno- salutare perché No, perché vogliono andare a preparare il certo, piatto. certo. Sì, Quindi perché altrimenti ci passa. resta, caro Bruno, di augurargli un buon fine settimana, buon sabato e che sia magari appagato dal marito che sta vicino alla moglie che ama. Ah, Ecco, certo, questo è. Quindi, Ma tanti- io penso che anche la moglie possa dire così. Sì. la stessa. Ecco perché secondo me la cucina, come anche alle volte, dà espressioni come do colombi. E allora se te mettete la femmina e il maschio, si possa anche in cucina, metti la moglie e il marito. fa baruffa, arrivano a un certo punto Ah, sì? che fanno quel cigolio come i colombi Ah. e quindi si introducono quel becco come i colombi e quel bacio E personale allora- che devono dare a chi si ama. E allora diciamo, carissime amiche e cari amici, mettete l'amore in cucina Certo. e otterrete dei risultati strepitosi. Ciao a tutti, Ciao a tutti, arrivederci. ciao a tutti, buona domenica. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.